Bentornati su Numeri da Cuoco. Vi ricordate? Lo scorso episodio avevamo preparato questa ganache ed ora andiamo a preparare il resto. Ingredienti per i bignè brûlés: 250 ml di vino rosso, 200 g di farina, 175 g di burro, 6 uova, 3 mele, un cucchiaio di miele, un cucchiaino di cannella, una stecca di cannella e 4 chiodi di garofano, 50 g di zucchero in granella, sale e una dose di ganache bianca arancio, la cui ricetta potete trovare nel precedente episodio di Numeri da Cuoco. Per preparare i bignè portate a bollore, in una pentola capiente, il vino rosso insieme alla stecca di cannella, i chiodi di garofano, un pizzico di sale e il burro che dovrà essere ben sciolto. Giunto a bollore, togliete le spezie in infusione, quindi versate la farina in un sol colpo e mescolate energicamente con un cucchiaio finché il composto non sarà ben amalgamato e non si staccherà bene dai bordi della pentola. Versate il tutto su un piano di marmo e fate raffreddare stendendo bene. Nel frattempo sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliateli in dadini da circa 1 centimetro. Portateli in un pentolino a temperatura decisa, spolverate con la cannella e dolcificate con il miele. Girate bene e lasciate cuocere coperto per 10 minuti. Raccogliete ora l'impasto che sarà ben freddo e iniziate ad incorporare una alla volta le uova. Aggiungete l'uovo successivo soltanto dopo che il precedente si sia amalgamato completamente all'impasto. Preparate una tasca con la bocchetta rigata, riempitela di pasta asciù e formate i bignè su un tappetino in silicone. Infornate per 30 minuti in forno statico a 200 gradi. Mi raccomando, senza aprire fino a cottura ultimata. Sfornate e lasciate raffreddare il bignè. Con un coltello a sega tagliate il cappello di mignon e riempite la base cava con le mele cotte. Riempite di ganache bianca arancio un altro sac à poche sempre con bocchetta rigata e farcite i bignè. Decorate con il cappello precedentemente tagliato, spennellate con albume d'uovo e completate con della granella di zucchero. Beh, una vera delizia per gli amanti del cioccolato e del vino. Ho voluto creare questo legame con l'aroma della cannella e poi questa salsina alle mele che ricorda molto la mela cotta al vino rosso. Insomma, una rivisitazione globale.